Nell'ambito delle celebrazioni per il 40° anniversario della fondazione, il Coro Sos Canarios di Nuoro ha voluto regalare alla città un concerto ospitato nella chiesa del Sacro Cuore. La formazione musicale, fondata nel 1976 dal maestro del folklore Bobore Nuvoli, attualmente è diretta da Giampaolo Caldino, mentre l'associazione culturale è presieduta da Graziano Secchi. Il concerto è stato preceduto da una breve introduzione del parroco Don Piero Mula, che ha ricordato alcuni dei momenti più importanti della storia del Coro Sos Canarios, che nella sua lunga attività ha ottenuto tantissimi riconoscimenti in Sardegna, nella penisola e all'estero. Quindi la parola è passata alla musica, col coro che ha dato fondo al proprio vasto repertorio, che vede sia i brani scritti da Bobore Nuvoli che quelli composti dal direttore Caldino. In occasione del 40ennale della fondazione, il presidente dell'associazione Graziano Secchi ha voluto ricordare come quello del Sos Canarios sia stato un percorso di innovazione nella tradizione, questo seguendo lo spirito del maestro Nuvoli, che istituì il coro con orientamenti musicali nuovi che non si distaccano dagli aspetti della coralità di ispirazione popolare nuorese. Sos Canarios, ricorda Secchi, ne hanno arricchito i contenuti. Col maestro Nuvoli infatti nasceva la musica d'autore, perché Sos Canarios non cantano brani tradizionali rielaborati musicalmente come si era fatto fino ad allora, ma cantano brani composti dal fondatore. Basti pensare ai brani Mariannedda, Subalente, Lamentos e Saneddu. Ma il successo del Sos Canarios, sottolinea il presidente Secchi, sta soprattutto nell'impegno di tutte quelle persone che nel corso di questi 40 anni si sono succedute portando avanti lo spirito, l'essenza vera del gruppo, che è quella dell'associazionismo, dell'amicizia e della reciprocità. Aspetti di fronte ai quali, conclude il presidente Secchi, la bravura musicale passa in secondo piano.